Un decreto per tutelare la salute di quei lavoratori esposti a temperature elevate e radiazioni solari, in particolare quanti operano all'aperto in ambienti non climatizzati. Un provvedimento regionale per il Veneto che recepisce le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. Il caldo crescente e non più sopportabile in certi orari e condizioni diventa oggetto di un'ordinanza. Ieri sera è stato emanato il decreto del Presidente in cui abbiamo recepito l'intesa Stato-Regioni con le indicazioni rispetto ai lavoratori, soprattutto quelli che lavorano all'esterno, in agricoltura, gli edili, quelli che non sono in luoghi climatizzati e le protezioni da mettere in campo. Oggi ho previsto in via urgente il coordinamento che è previsto per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, dove c'è la parte sindacale e anche la parte datoriale, per poi addivenire e confrontarci con loro e poi addivenire a quella che sarà l'ordinanza che prevede sicuramente degli stop orari nelle ore più importanti e più difficili rispetto appunto ad alcuni lavoratori e ad alcune categorie di lavoratori. Alla prima convocazione a Venezia del Comitato regionale di coordinamento, cui partecipano sigle sindacali e datoriali, seguirà venerdì prossimo un tavolo convocato dalla CGIL Venezia sull'emergenza caldo nei luoghi di lavoro. Il sindacato intende chiedere la predisposizione di un protocollo specifico sulla sicurezza condiviso fra parti sociali e autorità per sensibilizzare aziende e lavoratori a prevenire in modo deciso qualsiasi infortunio dovuto a causa del clima torrido.